Benvenuti, oggi è giovedì 19 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:45 e tramonta alle 19:02. La luna si leva alle 19:50 e cala alle 8:08. Oggi si celebra San Gennaro. Il nome Gennaro è di origine latina e significa nato il mese di gennaio. Oggi, 19 settembre, è l'International Talk Like a Pirate Day, letteralmente il giorno in cui parlare come farebbe un pirata. Si tratta di una festa parodica creata nel 1995 come gioco tra due amici e si è ben presto diffusa fino a dare il titolo a una canzone del musicista Tom Smith del 2003. Pensate che Facebook introdusse una versione del suo sito tradotta nella cosiddetta lingua dei pirati durante la celebrazione del 2008. Nel 2023 il partito Yorkshire del Regno Unito ha riconosciuto la giornata internazionale Parla come un pirata per evidenziare i problemi delle comunità costiere, tra cui l'erosione e l'inquinamento. Compie 76 anni Jeremy Irons, attore britannico premio Oscar nel 1991 per Il mistero von Bülow. Batterista mancato, comincia con il teatro e la televisione, quindi si afferma nel cinema con film come Mission, La casa degli spiriti e La corrispondenza di Giuseppe Tornatore. Buon compleanno ad Alessandra Martinez che festeggia oggi 61 anni. Dopo essere stata una ballerina classica di successo e aver lavorato con alcuni tra i massimi nomi della storia della danza, ha avuto molti ruoli nel corso della sua carriera di attrice, sia sul piccolo che sul grande schermo. Come attrice la ricordiamo soprattutto per il film TV Fantaghirò. Sono invece 50 gli anni per Victoria Silvstedt, modella, attrice e showgirl svedese. Dopo aver lavorato con Chanel, Valentino e Armani, posa per Playboy, quindi viene lanciata dalla TV italiana. Appare in tante trasmissioni come Scommettiamo che e La ruota della fortuna. Al cinema partecipa ad alcune commedie, tra le quali Bodyguards e Un'estate al mare. Sembra l'incipit di un indovinello. A bordo c'erano una pecora, un'oca e un gallo. Il cesto in cui si trovavano era appeso alle corde di un pallone, si alzò in volo per 8 minuti e raggiunse un'altezza di 500 metri. A guardarli un'immensa folla radunata nel Palazzo Reale di Versailles. Anche il re Luigi XVI e la regina Maria Antonietta il 19 settembre del 1783 osservarono l'esperimento dei fratelli Montgolfier. Il loro aerostato ad aria calda prese poi il nome di Mongolfiera. Ma sapete cos'è un byte? Entriamo nel mondo dei computer, cioè dispositivi che prendono un segnale in ingresso e lo trasformano in un segnale in uscita, secondo una serie di regole programmate. I computer devono essere programmati e gli informatici utilizzano dei codici. In particolare, una cifra di codice per un computer è un bit di dati. Di solito si gestiscono sequenze di 8 bit che formano il cosiddetto byte, ma si può considerare anche mezzo byte, cioè il nibble. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna riparte dal suo ciclo zodiacale, dal primo segno dello zodiaco, l'Ariete. Riparte un flusso zodiacale dopo un plenilunio molto importante che darà una nuova visione delle cose ai 12. Vediamo come Ariete. La Luna depone bene assolutamente, proprio perché è un plenilunio, quello in pesce appena trascorso, che vi siete fatti servire notevolmente, ma la quadratura della Luna proprio al vostro Marte in Cancro oggi forse vi rende ancora un po' troppo nostalgici e decisi a recuperare a tutti i costi una relazione affettiva a cui tenete.
Toro, la giornata di oggi è una giornata un po' emotiva, le esuberanze dei prossimi giorni in cui i pianeti sono stati dei grandi sostenitori del vostro segno zodiacale, oggi scemano un po', soprattutto perché vi fanno sentire dei dubbi in amore, forse non siete visti o attenzionati proprio come avreste voluto, o quantomeno le aspettative che riponevate in una determinata direzione sembrano non proprio corrispondere alla realtà. Gemelli, la giornata di oggi si riequilibra di un umore appena ritrovato, proprio perché la luna finalmente è in regime di sestile, è una luna molto gentile ed è una luna che soprattutto parla di amici e di calore, riguarda scambio e a idee, cose che vi fanno insomma abbastanza felici. Quindi oggi si riprende un po' un positivismo che il plenilunio aveva un po' messo alla berlina. Cancro, la giornata di oggi prevede una quadratura della Luna, il vostro pianeta mutuato è reciproco proprio con Marte, che è il pianeta dell'Ariete, è proprio tra questi vostri due segni zodiacali che accade la quadratura, quindi ci potrebbe essere un blocco, una diatriba in amore tutta da risolvere. Leone, la giornata di oggi prevede una stupenda luna di trigono, finalmente qualcosa si muove e finalmente avete avuto la conferma che sospetti, dubbi o eventuali competitor non sono proprio un problema di cui preoccuparsi, quindi oggi riprendete l'umore e siete soprattutto molto propensi all'evasione, alla fuga, a partire, a interessarvi di specializzazioni nuove e di qualcosa che ha a che fare con il culturale. Vergine, la giornata di oggi porta con sé la buona notizia che questo plenilunio molto impegnativo è finalmente cessato. Adesso sta a voi raccogliere un po' la lezione che gli astri vi danno. Il vostro Sole proprio oggi forma uno stupendo trigono con Urano e con Plutone, dandovi tutti gli strumenti necessari per brillare oggi come non facevate da tempo, quindi dateci dentro e fate vedere a tutti che avete preso la situazione in mano. Bilancia, una giornata oggi che prevede la luna in opposizione, quindi c'è una certa tensione emotiva e più che altro nella valutazione delle cose e nelle diversità che riguardano voi il partner, che i pianeti interverranno facendovi capire quali sono i pro e i contro. Scorpione, la giornata di oggi cessa lo splendido appoggio che avevate in trigono dal plenilunio, adesso non vi rimane che una parte pratica ed è soprattutto nell'organizzazione dell'agenda del quotidiano, proprio perché gli astri prevedono che la vostra routine lavorativa cambierà di molto, che dovrete intervenire e dovete essere efficienti, pronti e scattanti. Sagittario, luna di trigono per voi, finalmente un pianeta dalla vostra parte che vi dà una mano a risollevare l'umore, soprattutto a sentirvi un po' più empaticamente vicino ad una persona a cui tenete tanto, che sentite in questo momento un po' ferita. Capricorno, la giornata di oggi prevede una luna di quadratura. Dopo lo splendido, poderoso appoggio che vi ha dato con il plenilunio durato fino a ieri, adesso probabilmente dovrete occuparvi di qualcosa che riguarda un po' la famiglia, di qualcosa che riguarda un po' la vostra realtà affettiva. Non è lavoro, coraggio, potete farcela. Acquario, la giornata di oggi è una giornata che prevede una stupenda luna comunicativa, agile e dinamica, una luna che sfrutterete in senso assoluto, anche evitando sapientemente e congelando con il vostro silenzio tutta una serie di possibili assalti comunicativi da parte di qualche persona che si rende un po' competitiva nei vostri confronti, ma voi non raccoglierete. Pesci, luna di seconda casa, una luna che vi richiama un po' al pratico dopo tanti sentimenti spirituali e profondi. Ecco che la luna richiede assolutamente un budget per operare verso una direzione che, se si confà alle vostre possibilità, opererete, e quindi in bocca al lupo, cari pesci, e fate bene i conti. La prima partita fu un amichevole tra Inter e Milan, finita 6-3 per i nerazzurri. Era il 19 settembre del 1926 quando venne inaugurato lo stadio milanese di San Siro. La struttura, nata per uso esclusivo dei rossoneri e poi venduta al comune nel 1935, costò 5 milioni di lire e poteva contenere 50.000 spettatori, dei quali circa 16.000 composti a sedere. Nel 1980 lo stadio è stato rinominato Giuseppe Meazza in onore del celebre giocatore di entrambe le squadre. Sarà
Sarà capitato a tutti di cimentarsi in qualcosa per poi fallire miseramente ed inesorabilmente. L'espressione inglese da utilizzare in questo caso è go down in flames, insomma sprofondare tra le fiamme. Un po' forte come immagine, ma rende decisamente l'idea. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Fin dagli anni di gioventù coltivò l'arte del trasformismo, a cominciare dal suo nome. Noto come David Jones, sarà conosciuto nel mondo con David Bowie. Assunse le generalità di decine di alter ego finché quella dell'ariano fascista Thin White Duke gli restò attaccata per tutta la vita come soprannome. A lui che di certo fascista non era. Appassionato di magia nera e di stregoneria, ma anche di buddismo e di religioni, viveva di trasformismo, di ambiguità e di eccessi. Anche nel testamento non mancò di stupire. Una fetta considerevole dei suoi $100 milioni fu lasciata alla sua vecchissima tata. Ci salutiamo con la frase del giorno. C'è chi nasconde i fatti anche a se stesso perché ha paura di dover cambiare opinione. Cambiate opinione ogni tanto, rivalutate le vostre idee e siate curiosi sempre. Ma mi raccomando, non cambiate canale, io vi aspetto qui anche domani. Buona giornata dalla vostra Martina.